saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Romano Paduano, che è direttore scientifico del CEFORM, del Centro di Formazione Medica, in sostanza per preparare i medici di base. Lo salutiamo, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Tra l'altro sta lavorando, l'abbiamo raggiunto via Skype, sta lavorando nel suo ambulatorio, le rubiamo solamente una decina di minuti. Dottor Paduano, nei giorni scorsi, nelle settimane passate, abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, il dottor Gianluigi Tiberio, evidenziando una tematica molto importante e che fa riflettere. La carenza di medici di base si evidenzierà soprattutto fra 4 o 5 anni. Già comunque si cominciano a sentire i disagi per questa mancanza sul territorio. In teoria i medici di base, anzi non in teoria, in pratica i medici di base dovrebbero essere le sentinelle sul territorio. È vero tutto purtroppo, questo? Questa è una verità, purtroppo una verità generazionale legata al fatto che, non ho per dire, la mia generazione è quella che è entrata in maniera massiva negli anni '80, quando si è fatta la riforma del sistema sanitario regionale, del nazionale e del regionale, il contesto, e chiaramente stiamo diventati vecchietti e stiamo andando in pensione. Ricordo che un medico di medicina generale è obbligato ad andare in pensione al compimento del 70° anno di età, cosa più corretta mi pare. Molti vanno in età 68 anni, che è l'età probabilmente più giusta dal punto di vista pensionistico, ma anche dal punto di vista dell'efficienza fisica di un medico. Purtroppo, come dico, gli anni sono passati per tutti quanti noi, ci stiamo avvicinando a questa data e si è visto che dal 2020 al 2023-24 ci sarà il picco massimo di persone che andranno in pensione. Purtroppo questo picco, mi dispiace dirlo, era prevedibile perché è legato a motivi anagrafici, non è legato ad altre condizioni strane, non ci sono stati per fortuna assenze dovute ad altri gravi motivi, prevalentemente pensionistici, e il problema è come sostituire questi medici. Come sappiamo, i medici di medicina generale, per poter aderire a partecipare al concorso, non avere fatto il corso di formazione, che da noi a livello regionale è un titolo nazionale, un titolo europeo anzi, per cui devono avere questo posto. Da noi attualmente abbiamo 40 posti all'anno, che vengono aumentati a 42, 43 a secondo, poi ci sono dei sovrannumerari, diciamo 40 è il numero fisso però, ecco. E calcoliamo che per formare un medico ci vogliono 3 anni, una volta che questo è formato può partecipare ai concorsi per avere un posto, giravolta passa quasi un altro anno, per cui diciamo che tra la laurea e l'assegnazione di un posto vanno via 4 se non 5 anni, perché purtroppo i tempi tecnici o i tempi burocratici, che si vogliono, sono piuttosto lunghi. E con per tempo cui se quindi, noi aumentiamo... mi scusi dottor Paduano, un tempo quindi Prego. non c'era la necessità di seguire questa scuola, questi corsi di formazione. No. Un tempo uno si laureava ed poteva entrare direttamente nel mondo del lavoro. Quando è stato introdotto questo sistema, il CEFORM? Dunque nel 90 e qualcosa, 95, 96, perché prima sono stati fatti con anni sperimentali, prima è stato un biennio, poi è diventato un triennio. Calcoliamo che il CEFORM ha più di 20 anni, perché siamo stati per prima a farlo a livello regionale, ma sono passati circa 25 anni di obbligatorietà. Ecco, i numeri calcolati in base chiaramente alle esigenze del territorio. Alle esigenze pensionistici, esatto. Però adesso evidentemente da qualche anno a questa parte i calcoli non sono stati fatti bene, perché se ogni anno escono 40 persone, ma ce ne vogliono 400 nel giro di 3-4 anni, evidentemente il problema, c'è qualcosa che non va. Il problema è che purtroppo per la medicina generale c'è una lista in cui uno fa domanda. In questa domanda, mi dispiace dirlo, è tutto regolare, ma è una cosa assurda che uno che ha fatto una volta che ha fatto domanda rimane in graduatoria. Per cui abbiamo in graduatoria persone, mi dispiace dirlo, decedute, abbiamo in graduatoria persone che fanno tutti gli altri lavori, abbiamo in graduatoria persone che sono già andate in pensione, ad esempio dal mondo ospedaliero, perché il fatto di fare domanda una volta ti permette di rimanere dentro. Questa graduatoria, che adesso aveva circa 200-300 persone in lista ci sono, di cui però obiettivamente quanti sono disponibili sono pochissimi. Questo è stato un grave errore anche, di seguire questa graduatoria e non di seguire la reale valore di questi numeri. Perché come dico, uno ha fatto domanda, ci sono persone pensionate, colleghi ospedalieri pensionati che non hanno fatto domanda e sono ancora in graduatoria.
Ecco, quindi mi diceva 40 persone comunque ogni anno che si preparano. Effettivamente il Ceformed di che cosa avrebbe bisogno immediatamente? Perché bisogna correre ai ripari Allora, subito. è chiaro che Raddoppiare ci il potremmo. numero delle persone che possono accedervi? Esatto, sicuramente quello sarebbe il numero più semplice, era aumentare il numero delle borse di studio. Ricordo che fino a pochi anni fa ne facciamo 20, adesso ne facciamo 40 all'anno. Chiaramente aumentare il numero delle borse di studio, la cosa più semplice è solo stabilire il numero delle borse, però ricordiamoci che dietro c'è tutto un lavoro, abbiamo bisogno di aule, abbiamo bisogno di personale segretariale, abbiamo bisogno di docenti, di tutor, di reparti ospedalieri disposti ad accettare queste persone. Purtroppo il Covid è stata una disgrazia per tante cose. Se da una parte ha permesso di fare lezioni offline, cioè non in presenza, che chiaramente sono state una risorsa notevolissima, però hanno fatto perdere molta parte di efficacia didattica, d'altra parte i reparti sono diventati più complicati, non è possibile accedere, molti hanno negato l'accesso ai tirocinanti e, ultimo punto che purtroppo si è visto in tutta Italia, c'è stato un lavoro eccezionalmente favorevole, eccezionalmente valido di tutti i tirocinanti che sono stati impiegati dai dipartimenti di prevenzione per fare contact tracing, per fare tutte le attività sull'epidemiologia del Covid, che sono stati fondamentali, continuo a dire, sono stati fondamentali, però purtroppo dal punto di vista didattico e formativo abbiamo quasi perso un anno. E come nelle scuole, se perdi un anno, dopo te lo senti prima o poi. Sono stati utilissimi, hanno fatto cose importantissime, però non si sono formati in questo periodo. Per cui avremo bisogno di avere più possibilità, più medici, più posti, ma soprattutto avere la possibilità di formarli e non di impiegarli, diciamo, in altre mansioni che, le dico, dal punto di vista sanitario sono stati fondamentali, però dal punto di vista didattico sono state abbastanza una carenza formativa. Ma senta, ad esempio, per incrementare il numero, chi è che può stabilire l'ampliamento degli spazi destinati e dedicati al Ceformed? Chi può Allora, prendere la noi siamo decisione? Deve la regione, arrivare da Roma oppure qui a livello regionale? noi come sa siamo fuori dal Fondo Sanitario Nazionale, per Sì. cui il numero delle borse viene stabilito dalla regione, in quanto più semplicemente li paga la regione. In ogni caso la regione può aumentare il numero delle borse, al numero che vuole, la struttura, il CEFAM è una struttura regionale che fa carico all'azienda sia all'agenzia dei servizi, per cui è solo una questione interna. Non è facile perché non è facile trovare gli spazi, non è facile trovare il personale, non è facile trovare i fondi, non mi permetto di fare lavori che non sono miei. Diciamo però sarebbe limitata alla regione, limitata, nel senso, non occorre necessario andare a Roma, ecco, per trovare nei fondi, nelle sedi, negli spazi. Ecco, per far fronte all'emergenza anche in questo momento, perché sono tanti medici che hanno lasciato, ci sono delle aree scoperte, che cosa si può fare? Perché so appunto, anzi l'abbiamo evidenziato sempre con lo stesso dottor Tiberio, che i neolaureati ad esempio hanno preferito scegliere la via delle scuole di specializzazione all'interno appunto degli ospedali. E quindi adesso come fate per affrontare l'emergenza? Allora, fortunatamente attualmente le graduatorie, i posti disponibili sui 40 posti, c'è una domanda di 2 o 3 volte tanto, per cui obiettivamente noi copriamo tutti i posti, vengono coperti. Il problema è un momentino quello però di dire cosa vogliamo fare da grandi. Sicuramente la medicina generale va riformata in una maniera sostanziale, non è più pensabile il medico che lavora da solo nel suo piccolo studio isolato dal mondo, siamo riusciti negli ultimi tempi ad avere i collegamenti, tutta la rete informatica, quella funziona, sicuramente dovremo migliorare da parte la rete informatica che permette di far correre le informazioni e non far correre i pazienti, dall'altra però una cosa immediata che io sostengo personalmente abbiamo bisogno da tempo è il sussidio di personale di segreteria. Come sappiamo la Regione mette a disposizione del personale di segreteria, questi posti sono limitati, non ci sono per tutti i medici, sono anzi in calo, col pensionamento di molti si sono persi posti di lavoro, questa sarebbe l'occasione anche per creare nuovi posti di lavoro che in questo momento credo siano fondamentali. Potremmo utilizzare in questo campo fondi del recovery plan, si intende, ma sicuramente dotare i medici di personale di segreteria che gli sgravino tutti quei problemi segretariali, amministrativi, non assistenziali clinici sarebbe un grosso passo avanti. Potenziare l'infermiere di comunità per il suo ruolo fondamentale di presa in carico di molte patologie, di molte cure croniche, potenziare il personale di segreteria per diminuire il carico amministrativo sarebbe sicuramente un modo per lavorare meglio tutti quanti.
e per meglio non intendo lavorare meno, ma intendo lavorare in maniera più efficace e più efficiente sul territorio. Se casca, mi scusi l'ultima, che non è una buttata pubblicitaria, se casca il filtro della medicina generale, abbiamo visto in Lombardia cosa succede, gli ospedali di fronte a un'emergenza come quella del Covid non possono tenere. Occorre una rete fuori, una cintura robusta, forte, che però non può contare su 4 spadine di legno, occorrono le armi. Ecco, comunque sul territorio si sentono magari lamentele di persone, il medico non mi ha seguito anche nel momento del Covid, mi sono rivolto, per fortuna che c'erano le USCA. Ecco, effettivamente le difficoltà riscontrate dai medici di base in questo periodo, quali sono state? Le dico solo una Perché cosa, siete non avevamo le stati, mascherine. no, Non avevamo le assenti, mascherine. definiti assenti. Senti, non avevamo le mascherine, le dico solo questo. Non esistevano le mascherine chirurgiche, perché non c'erano in giro, non erano in commercio, non le vendeva nessuno, non avevamo gli strumenti di protezione individuale. Ci hanno lasciato, quello lo dico senza problemi, ci hanno lasciato mollati lì, senza nessuna indicazione né scientifica, perché purtroppo le linee guida non ci sono state, non ci sono ancora, senza né indicazioni scientifiche né dispositivi di protezione, ci hanno detto semplicemente arrangiati. Ognuno di noi si è organizzato col suo studio, ognuno di noi ha provveduto a prendere il disinfettante, ognuno di noi ha provveduto a fare un protocollo interno, le società scientifiche ci hanno aiutato a stabilire questi protocolli interni, ma molti reparti hanno chiuso, hanno detto non possiamo farlo per il Covid, gli ambulatori medici sono rimasti sempre aperti, questo possiamo dire. E purtroppo il numero di medici in medicina generale deceduti per il Covid, percentualmente, è superiore al numero dei medici ospedalieri deceduti. Questo penso che il ricordo di questi colleghi, per cui, per citarne solo uno, il Presidente dell'Ordine di Varese, il dottor Stella, il fatto semplicemente questo è un dato numerico che non può essere contestato. Bene, dottor Paduano, la ringrazio per essere stato con noi e volevo chiudere, non so, con l'auspicio appunto per il futuro. Lei come vede anche il futuro della sua professione? Come la vedrebbe? Il futuro, quello che mi dà tanta speranza sono i giovani colleghi che sono bravi, sono preparati, sono seri e soprattutto veramente hanno voglia di fare. Che siano medici che vorranno fare gli ospedalieri, medici in generale, abbiamo veramente una generazione di persone, di medici preparati, seri. Questo è importantissimo, cerchiamo di non tarpargli le ali, cerchiamo di non farceli sfuggire che non vadano all'estero, cerchiamo di valorizzarli e veramente di dargli le possibilità di esprimere tutte le loro potenzialità. Il loro futuro ottimo è la nostra salvezza e la nostra salute, lasciatemelo dire, questa volta da cittadino. Bene, grazie per essere stato con noi. Non posso fare altro che salutare il dottor Romano Paduano, che ricordiamo essere direttore scientifico del Ceformed. Grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.